Pronti? 1, 2, 3. È buona stavolta la partenza e parte molto bene Dolce Indal cercando di anticipare Formidabile Caf, altrettanto che aveva girato in maniera molto Numero efficace. 4, Creso Quindi Risaia TRGF, rimane davanti Dolce Indal, viene squalificato Creso Risaia TRGF di galoppo e quindi dopo questi primi 200 metri abbiamo appunto le posizioni che si definiscono 15-9, quindi ha già preso in mano il leader Marco Gavioli e Parlotta con Michela Rossi che stanno lottando per la prima posizione, quindi 2, 3, 1, 6 e 5, queste sono le posizioni, quando dopo i 400 metri passati in 31, quindi di grande calma, Danubio Tav si accoda al leader Dolce Indal. Terza posizione per Vaomar, in quarta posizione abbiamo quel numero 6 di Bluff dei Grappi che si è già perfettamente ricongiunto al gruppo, partiva 20 metri indietro, rimane in ultima posizione Formidabile Caf. E 31, quindi sono stati 16 e 7, è l'ultimo paletto veramente a rallentatore, ma ovviamente nessuno ha grande interesse ad accelerare se non Bluff dei Greppi. Nicola Del Rosso ora muove a destra, si porta in schiena Formidabile Caf e quando andiamo in un altro paletto ancora di grande calma, sempre leader Dolce Indal che ovviamente non ha nessuna volontà di aumentare l'andatura finché non ne sarà costretto e arriva pian pianino ai suoi fianchi Bluff dei Greppi con Nicola Del Rosso seguito appunto come già detto da Formidabile Caf, mentre alla corda invece seguono Danubio Tav e in ultima posizione Vaomar. E ripassiamo ancora una volta davanti alle tribune, posizioni sono rimaste stabili, quindi praticamente c'è un treno esterno di 2 cavalli, Bluff dei Greppi e Formidabile Caf e un terzetto davanti a tutti. Il parziale è 1,36,2 con un paletto in lieve accelerazione 15,4, comunque sono stati tutti per il momento dei parziali molto calmi. Dolce Indal adesso veramente dovrà un pochettino aumentare il giro del motore e quindi andrà ad accelerare, quindi 15,3 ancora la curva, adesso si va, aumenta visibilmente perché Bluff dei Greppi e Nicola Del Rosso non stanno più a tergiversare, quindi ora ci si gioca le carte migliori quando si arriva negli ultimi 400 metri di corsa e si fa sportellate lì davanti tra Dolce Indal e Bluff dei Greppi che se le danno e sembra marciare molto bene a destra Bluff dei Greppi, ma risponde da par suo Dolce Indal, prova a seguire Danubio Tav che ora sposta dietro in schiena a Bluff dei Greppi per lanciarsi in retta d'arrivo. 14,7 la curva, siete in retta d'arrivo, è un ventaglio di cavalli ma il più incisivo è Bluff dei Greppi che prende la meglio mentre arriva fortissimo Danubio Tav con Michela Rossi, ma è Bluff dei Greppi e Nicola Del Rosso 1,18,3, 2,34,9 il complesso di questo doppio chilometro, quindi vince con autorevolezza l'unico che partiva con un handicap di 20 metri, Bluff dei Greppi, precede un ottimo Danubio Tav venuta con uno speed molto importante nel finale a superare Dolce Indal che si deve accontentare della terza posizione dopo aver guidato per la maggior parte della corsa. In termini numerici, primo numero 6, secondo numero 3, terzo il numero 2, al quarto posto abbiamo il numero 1 di Vaomar. E così si chiude la corsa con la vittoria, ripeto ancora, di Bluff dei Greppi Nicola Del Rosso per Enzo Di Santo per questo maschio figlio di Nesta F e Liuma GV.